E come spazio alla rubrica settimanale di Novis dal Monte. E ho dedicato questo appuntamento settimanale con Novis dal Monte all'inagamente che ha chiappato il Stato del Rio Grande do Sul in Brasile, una delle zone dove è più forte l'identità furlane e proprio dal focolare furlan di Vorà, clamade Nova Udine, non scrive queste testimonianze. Mandi a Duc, io sono Hector Giacomelli, vicepresidente del Fogolar Furlan di Nove Udin, città voi clamate Ivorà e voi sono qui per contarvi ciò che è succeduto in nostra regione di Sud Brasil. In tal mese di mai la nostra regione è stata colpita da forti inondazioni e plois per più di 2 settimane. Perché al tocco i nostri sfogolari, la città di Sobradinho, dove è il fogolar Furlan di Sobradinho, è stata colpita dalla regione centrale e anche dai camps. Ivorà, Nove Udin, è stata colpita anche nella regione centrale, dove che 2 fiumi in la città Talmiec, dove poi si sono sdrumati sotto le aghe e circa 5 famiglie sono restate senza casa. A Jaguari, dove è il circolo friulano di Jaguari, le inondazioni hanno colpito il centro e la città è sotto pericolo per via che la lordiglia a rischio di sdrumarsi. La regione di Serra Gaúcha, dove è il focolare omonimo, è tra i più colpiti e sono restati per più di 2 settimane sotto aghe. In generale, più di 90% di nostra regione è stata colpita, quasi 500 comuni per un totale di più di 2.300.000 persone colpite, con più di 630.000 persone che hanno perduto la loro casa. Gli casi di tornati lassù sono più o meno 100.000. La situazione va avanti via migliore, biel che l'aghe e torni al mare. La previsione di spese per ricostruzione dal Stato è stimata in più di 60 miliardi di dollari. Talmente di queste tragedie la solidarietà delle comunità italiane è stata straordinaria, ma non sappiamo anche c'è molti arriveranno gli aiuti per via che anche il consolato di Porto Alegre è finito sotto aghe. Come non resti a tornare a fare su tutta la nostra regione come che ieri prima e con che forze furlane di sempre. Grazie e mandi. E per lo sgnota le tutte, Novi saltone domani, sempre a stesse ore. Buone serate.